Siamo in Italia e bisogna prendere questo con il discorso della burocrazia lenta e questi errori che ancora vengono commessi. Presentare il conto a Daniele Pellicciardi, figlio delle vittime del massacro di Gorgo al Monticano, per la tassa di iscrizione di una sentenza che avrebbe dovuto pagare il condannato per quell'orribile delitto, l'albanese Naim Stafa, è un cortocircuito burocratico che fa saltare sulla sedia i parlamentari trevigiani di ogni schieramento. Umanamente credo sia una cosa assolutamente inaccettabile e giuridicamente una cosa che vada assolutamente corretta. Credo che in questi casi le istituzioni, lo Stato dovrebbero riservare forse più attenzione alle singole storie e in particolare alle storie delle vittime. Se c'è qualcosa che come rappresentanti del territorio, come parlamentari del territorio possiamo fare in questo senso, saremo assolutamente a disposizione. 1.639 euro addebitati a Stafa all'esito della causa per il parziale risarcimento di Pellicciardi, che l'albanese come nullatenente non può pagare e di cui dovrebbe farsi carico il Ministero dell'Economia. Ma quel passaggio è saltato e l'Agenzia delle Entrate si rivale sul figlio della coppia trucidata che sta cercando di fare opposizione alla richiesta. Una stortura a cui va posto rimedio, così come ricorda Coin il mancato risarcimento da parte dell'INAIL ai genitori di Giuliano De Seta, lo studente diciottenne morto in alternanza scuola-lavoro a Noventa di Piave. Queste persone, dopo aver subito uno shock, un trauma, il più pesante possibile come quello della perdita di una persona cara, non possono anche essere vittime della burocrazia o dell'assenza dello Stato.